Sono Marianna Bonaffini, titolare del laboratorio artigianale Le Diane e i ricami della nonna a Caltanissetta. Sono anche presidente e fondatrice di un'associazione culturale. Durante gli anni ho ideato un progetto che si chiama Ricamiamo Giocando, ha rappresentato 2 volte l'Italia all'estero, nel 2011 in Algeria, in occasione del Festival Internazionale dell'Arte del Ricamo, e nel 2013 in occasione di Marsiglia, capitale della cultura europea. Nel 2015 ho ricevuto una commissione di fare dei merletti per il brand Dolce & Gabbana, dove ho ideato una tecnica che è la tecnica dell'uncinetto artistico su telaio. È registrata alla Camera di Commercio e il metodo l'abbiamo registrato alla SIAE. È una tecnica molto complessa perché comprende diverse tecniche, quella del punto intaglio, quindi del ricamo, e quella dell'uncinetto artistico. Ho scritto anche il metodo in un manuale che prende il nome come merletto nisseno. Con le mie tecniche realizzo diversi manufatti, e quale anche gli abiti da sposa con la tecnica dell'uncinetto artistico. Sempre con la mia tecnica realizzo le borse granny, uso tantissimo il cotone, la lana, la juta, anche i tessuti di lino, realizzando anche le tende, le coperte, tutto quello che è arredamento casa, personalizzato ovviamente. Essendo presidente della Confartigianato di Donne e Imprese di Caltanissetta, ci tengo tanto a portare avanti infatti l'artigianato. Per me la manualità è importante.